Buongiorno a tutti. Sono le 8, si parte direttamente subito con le ciaspole. Mi trovo a Giacerra, ho voluto tornare in questo paesino silenzioso e stupendo, dove ho già trovato una cosa importantissima, ma la racconterò nel video. Obiettivo rifugio Lancia, poi vediamo in base a cosa mi troverò davanti. Temperatura naturalmente è bassa, quindi non mi resta che augurare il buon cammino, la buona giornata, il buon lavoro a tutti quanti, come sempre. Mauro, gli amici del Carrega. Rifugio Lancia, sentiero a destra, però come al solito cambio programma e giriamo a sinistra, arriviamo da sopra. Mentre alla mia destra inizia a aprirsi lo spettacolo. Siamo arrivati al bivio, a sinistra si va al Pazul, mentre a destra il giro delle Malghe, che farò io, però come vedete e siamo arrivati all'incrocio dove devo decidere quale sentiero prendere. Intanto sotto di me una volpe e queste due statue stupende. Dopo avermi consultato
con me stesso. Prendo il sentiero che va a destra. Qualcuno di voi si chiederà: ma cosa ha trovato Mauro di così importante? Non è ancora ora, tra un po' ve lo dirò. Nel frattempo entriamo nel bosco. Oggi non c'è nessuno, il silenzio è interrotto solo dalle mie ciaspole. Oggi è davvero incredibile il silenzio che c'è, è surreale, sembra di essere in un altro mondo. Giornata spettacolare, mentre dietro di me ecco lo spettacolo di madre natura, mentre vedete l'ombra di Mauro, gli amici del Carega, e si prosegue. Arrivati al bivio, il sentiero scende a destra verso Rifugio Lancia, mentre a sinistra verso il Col dell'Anziana e Col Santo. Quindi al momento noi prendiamo a sinistra. Ringrazio sempre chi ha tracciato, è una cosa meravigliosa. Buongiorno a tutti, Mauro, gli amici del Carega, oggi vi dà la panoramica. Siamo a zona Pasubio, davanti a me Col Santo, Col dell'Anziana. Naturalmente non dirò tutte le cime perché sono circondato da madre natura. Guardate che capolavoro. All'interno del video che pubblicherò troverete delle foto con il nome delle cime. Presanella è una magia. Sono salito da Giassera, davanti a me il Valdo con la sua cresta, e a girare il mio amato carissimo Carega davanti a noi. E tornando alla cima del Pasubio e a Col Santo, auguro a tutti voi la buona giornata e buon cammino. Ora scenderò verso Rifugio Lancia e poi verso Giassera. Buona giornata e buon lavoro, Mauro, gli amici del Carega. Dopo la panoramica e le foto si inizia a scendere. E dopo tanta fatica è arrivato il momento di divertirsi un po', quindi farò un fuoripista
fin laggiù, dove arriverò al rifugio Lancia. Speciale, oggi è speciale. Ecco il sentiero che prenderò più tardi per salire. Ecco da dove siamo scesi. E adesso si prosegue dritto. Siamo a Alpe Alba 1837, con a destra il Col Santo e a destra ancora il sentiero che prenderò ora. E finalmente, dopo tanto, al rifugio Lancia. Ora mi aspetta una bella discesa e poi andremo a visitare il bivacco, rifugio invernale. Si va. Passaggino per scendere, dove bisogna stare un po' attenti. Ed ecco qua la chiesetta e sotto il rifugio Lancia. Ed ecco qua il rifugio Vincenzo Lancia e ora sotto andremo a visitare il ricovero invernale d'emergenza. Ecco qua il bivacco, ci sono due e altri due posti letto, sono 4, ci sono cuscini, coperte, dentro l'armadietto troveremo altre coperte, tavolo, naturalmente la scopa per pulire per terra una volta che lo si lascia. È bellissimo oggi. E ora il meritato riposo di 5 minuti, non di più, con la mia uvetta. E quindi buon appetito, e poi una volta usciti saliremo sulla terrazza per fare una breve panoramica e poi si riprende il sentiero
del ritorno. Nel frattempo e ora andiamo a visitare il terrazzo panoramico. E ora Ciaspole e si fa ritorno sulla strada più in basso. Si riparte dopo aver scambiato 4 chiacchiere con il signor Vicai di Verona, quindi si va. Siamo arrivati a questo punto dove troviamo i tavolini, dove l'estate è possibile fare picnic, naturalmente portandosi a casa le immondizie, e davanti a noi troviamo un masso gigantesco dove troviamo scritto che tu sia il benvenuto nel regno della pozza. Siamo arrivati davanti al cimitero militare, naturalmente coperto, spuntano soltanto le croci, guerra 1915-1918. Siamo quasi arrivati, tra un po' vi darò tutte le informazioni. Seguite il video fino in fondo perché ci sarà una comunicazione anche per voi tutti, quindi ci vediamo tra un po'. Ed eccoci qua, arrivati alla macchina, e ora tutte le informazioni. Buonasera a tutti, trekking terminato, 13 km, Giassera, Rifugio Lancia. Sono passato da Praia del Pasul, Alpe Alba e poi giù al Rifugio Vincenzo Lancia, dove ho trovato dei signori
che erano del CAI di Verona e che saluto, sono stati simpaticissimi. Compiva gli anni la signora, quindi rinnovo i miei auguri di buon compleanno. Naturalmente tutti i dettagli li troverete all'interno del video che pubblicherò a giorni. E ora una comunicazione per tutti voi. Seguite il video. Ed ecco la comunicazione. Manca pochissimo il 2025, quindi questo è stato l'ultimo video del 2024. Mi prendo un attimo di pausa. Voglio ringraziare tutti quelli che mi seguono, sono tanti, la pagina sta crescendo, quelli che mi hanno accompagnato nei miei trekking, a cominciare da Lupin. Vi assicuro che non siamo arrabbiati, anzi lui sta facendo dell'altro, ma forse qualcuno lo sa già, di molto importante. Ringrazio Denis, un altro ragazzo che esce con noi, Oscar Morin, Valentina Tebaldi, che è quella che mi dà una mano a seguire la pagina, e non ultima, importantissima nella mia vita, che è mia moglie, che è quella che subisce tutte le mie fantasie, tutte le mie sfide personali. La ringrazio, è quella che mi dà l'appoggio morale su tutto. E con questo, cari ragazzi, il Barba, Mauro, gli amici del Carega, vi augura il buon Natale e il buon inizio anno, che sia ricco di salute, amore, e i soldi lasciate agli altri. Venite in montagna, che la montagna vi aspetta. Grazie a tutti.